Ciao a tutti cornuti! Di solito dico di commentare, ma questa è una puntata speciale dove al termine ci sarà un messaggio per voi. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Grazie mille! E adesso andiamo a Catania a intervistare in esclusiva lo studente che ha miracolosamente salvato la città dall'attacco terroristico dell'ISIS. Signor Mammaro, come ci si sente essere l'eroe della città? Ma quale eroe, per favore, vi ricordate che gira a scuola, già che mi ha bollato l'anno scorso. Ma cosa ha pensato quando ha deviato il Ho proiettile? pensato che ci state scassando le minchie, venite! Signor Mammaro, la prego, ci conceda un'intervista, la prego! volete capire? Finalmente dopo tanto tempo ti ho ritrovato. E allora Sara, si può sapere perché mi hai portato qui oggi? Io sarei dovuto essere a scuola, avevo compito di matematica. Perché volevo stare con te in un posto così romantico. Ma quale romantico? Senti bello, forse non ci siamo capiti. Noi due non siamo niente, non ci potrà mai essere niente. Quindi cerco tu zitto e non mi rompere la caramella. Ah, io capire tu essere un poco puppigno? Io non sogno, Puppo, ma di sicuro non mi metto con una psicopatica che a notte si veste di Batman e che c'avevi l'ex zitto che mi vuole bruciare vivo. Hai paura del mio ex? Ma che uomo sei? Tu vuoi essere immenso puppigno? Puppigno ci ricetto pazzi! No, puppigno lo dirò a te. Ehi, giovane, vogliamo fare silenzio che i pesci scappano? Ah, se non c'è qualcuno che non fa silenzio, è lei! Oh, ma vi sta a pescare con sto schifeo, ah! Ora ci faccio vedere io come si pesca! Minchia, mare, non ci avevo pensato, ma sei un genio! Bastardo! Gangaghiavo sub! Ma Giovanni, da quando in qua tu avere un fucile in tasca? Non lo so se l'hai notato, bella, ma ogni giorno si presenta qualcuno che mi vuole ammazzare, quindi mi sto tutelando. Tagliamo a te magari alle 6-7 notte, che scoppiano su peggio le bombe su. Capo, con chi sto ci faccio picchiare 20 kg di fiscia oggi? Amore mio, è bellissimo stare qua su, bellissimo! Mi è piaciuta la sorpresa che ti ho fatto, amore mio? Sì, è come stare volando! Sto volando, sto volando! Ti amo, bene, ti amo! Chiudi nel 6-7, ma è un orologio, cielo! E che cos'è il regalo del signore? Grazie, signore, grazie! Pezzo di pazzo, ci faceste fare a finire la Titanic, chi? Giovanni, hai fatto esplodere una nave! Oh, non volevo, scusate, è stato un errore, non pensavo che arrivava fino a là il telefono. Bananino mio, ti ricordi di me? Ma come hai fatto a trovarmi? Ma ormai sei famoso, sei su tutti i giornali. Giovanni, chi è essere quella balena bionda? Niente, nessuno, non ti preoccupare. Ma come nessuno? Sono la tua ex Teresina. Ti ricordi quando mi toccavi le minnazze? Oh my god, Giovanni, ecco perché tu non volevi me, a te piacciono balene! A me non mi piacciono i baleni e tu tagliela di sparare minchiate, eravamo piccoli, avevamo 10 anni e c'è stato soltanto un bacio a stampo! E quando mi leccavi le minnazze, non ti ricordi che mi leccavi le minnazze? Basta, smettila, ti ho detto! Minnazze, Giovanni, minnazze! Ok, l'hai voluto tu! Minna prove proiettili! Bastardo! Che a farmi fa pescare! Giovanni, tu essere pervertito maniaco! Io ti scippo adesso, ma garantia sono ancora Non continui! ti piacciono più le mie minne, Giovanni, le mie minnazze? Basta con questi spacchi minazzi giganti! È colpa di quella sgualdrina che hai accanto che sei così freddo? Chi è la tua nuova ragazza? Te la ucciderò con la mia tecnica segreta finale! No, aspetta, non usare quella tecnica! È troppo tardi, Giovanni, la colpirò con le mie minnazze spaziali! Colpo delle minnazze spaziali! Non ti preoccupare, è una minchiata tecnica. Sei sicuro? A me sembra pericolosa. L'ultima volta che l'ho usata spuntavo a Giappone. Almeno appena pare anni ma lo vai a mezze vere. Va bene, ma almeno mi mangio sushi. Oh, Giovanni, tu sei il mio salvatore. No, io mi chiamo Giovanni, non mi chiamo Salvatore. Ah, eccoti finalmente.
Angelo, solo tu ci mancava oggi. Chi è che vuoi? Pigliare da appena dentro culo. Lui che non ne sparo, minchiate, mi vogliono ammazzare tutti pari. Vuoi che io darei bella lezione a lui? Non ti preoccupare, so esattamente il suo punto debole. Minchione, ma non sui buddy? Ho fatto un allenamento speciale e adesso non ho più punti deboli. E quindi non c'è più i buddy? Angelo senza buddy? Fai poco lo spiritoso per i poco. Ah, lasciami andare, di spareggio famiglia! Oh my god, che botta terribile! Giovanni! Ora sono io il più forte di Catania. Giovanni, stai bene? Perché non rispondi, Giovanni? Maledizione, è entrato in coma. Maestro Giussi, cosa vuol dire coma? Giovanni ha subito una botta troppo forte e il suo corpo non ha retto. Potrebbe non risvegliarsi mai più. In questo momento sta sognando. Chissà, forse in un'altra realtà. Oh my god, sensei, ma è terribile! Starà a lui capire di dover tornare da noi, dalle persone che lo vogliono bene davvero. Ehi tu, sì, dico a te. Dico proprio a te che stai guardando questo video. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Eh sì, è proprio vero, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Giovanni deve tornare alla realtà, deve svegliarsi dal coma. E solo tu puoi aiutarlo in questa impresa. Come? Semplice. Giorno 12 dicembre uscirà il videogioco ufficiale di Catania e dintorni. Sarà completamente gratuito e racconterà le avventure di Giovanni in questo nuovo mondo fantasy di cui è prigioniero. Lo scopo finale del gioco ovviamente sarà quello di far tornare Giovanni alla propria realtà. Farlo svegliare dal coma, insomma. Perché tutto questo? Semplice, perché sono pazzo. Mi piace sperimentare sempre cose nuove ed era da tanto tempo che desideravo fare un videogioco su questa serie. Il gioco, lo ripeto, sarà completamente gratuito, ma a vostro buon cuore lascio in descrizione i link, il mio PayPal e la mia PostPay, così se volete donare qualcosa per ripagarmi dei mesi di lavoro che sto impiegando per portare avanti questo progetto, ne sarei veramente molto grato. Se e quando donerete, mi raccomando, poi mandatemi un'email alla pagina Facebook in maniera tale da potervi accreditare nei titoli di coda del gioco o chi lo sa, magari inserirvi proprio all'interno del gioco stesso o all'interno di qualche easter egg. Quindi Catania e dintorni finisce qui per il momento, ma ricomincia il 12 dicembre non più come cartone animato ma come videogioco. Prendetelo un po' come il mio regalo di Natale per voi. Ci vediamo presto con i nuovi video, vi saluto, vi voglio bene. Mi raccomando, donate qualcosa se potete. Bacio!